esagerare con una situazione meteorologica attira molto audience, però può generare anche un grande danno all'economia del turismo. Era il 7 gennaio e tra le Dolomiti si discuteva ancora dei danni provocati dal blackout in piena stagione turistica e le allerte meteo mettevano a rischio l'arrivo dei vacanzieri per quel poco che restava dell'inverno. E oggi, come ogni periodo di ferie, torna l'attacco degli albergatori alle previsioni meteo diffuse dai media nazionali. Troppo spesso sul Veneto e sul Bellunese in particolare staziona quella nuvoletta grigia carica di pioggia o di fulmini alla Fantozzi, come la definisce Trevisan, che tiene lontani i visitatori dalle località turistiche. Alla vigilia della stagione estiva torna l'appello ai previsori. Inutili allarmismi non fanno bene al comparto turistico. D'altronde lo dice anche il proverbio: la pioggia d'agosto rinfresca il bosco. L'aria condizionata, il clima favorevole della montagna è dettato solo dalla piovosità, quindi se in montagna piove di sera e di notte non c'è la nuvoletta, c'è solo il refrigerio di una bella pioggia rinfrescante che consente comunque durante il giorno di andare in montagna e di praticare gli sport che si vogliono, quindi non sempre la nuvoletta è sinonimo di attenzione, c'è brutto tempo, non andate in montagna. La battaglia storica degli albergatori bellunesi trova l'appoggio del presidente della regione. Quello della correttezza delle previsioni del tempo è un elemento essenziale nel comparto dell'accoglienza, spiega Luca Zaia. Troppo spesso i turisti vengono scoraggiati o addirittura dissuasi da previsioni meteorologiche generaliste che, nei fatti, si rivelano imprecise o fuorvianti. Ribadisco l'invito a considerare meglio la realtà del nostro territorio e le differenze che esistono tra giorno e notte, come ad esempio proprio in montagna, dove a piogge serali e notturne si alternano giornate soleggiate, che sono la gioia degli escursionisti, conclude il presidente. La tempesta sulle previsioni meteo si è scatenata. Ora si tratta di capire se si tratterà solo di un temporale estivo.